Uno scorcio di Adriatico e 4 punti in classifica a separarle, Venezia e Trieste. Oggi è qui davanti ai 3.600 del Palataliercio in una sfida playoff con divieto di sosta. Palla nell'angolo, Wilcher non ci pensa un attimo, catch and shoot dall'angolo con la mano puntata verso la testa. 1 su 2 per Jordan Parks, ma è pronto ad appendersi al ferro Fiondu Kabengele. Widol rimette il pallone in gioco, scambio con Kabengele, Widol fino in fondo, schiacciata di mano destra. Ruzier accelera, derapa, palla dentro per Johnson, finta ad eludere la chiusura di Wilcher, poi schiacciata a due mani Jace Johnson. Si sgancia fuori Kabengele, pensa alla tripla, poi sfonda Fiondu Kabengele, tutto di forza. Colbirò sul secondo rimasto, Colbirò di classe, come una fata, appoggia con la mano destra il floater. La schiacciata DJ Johnson, 36-18. Tirata di Tessitori, 2 uomini addosso, si gira con il semigancio, giocatona di Amedeo Tessitori. Si gira Parks, stoppata di Markel Brown che ora sembra aver alzato i giri del motore. Vediamo se l'hanno capito anche Valentine Ross. Palla dentro, Brooks servito nell'angolo, Uthoff troppo solo, mette la tripla, prova a reagire Trieste. Kabengele prova a mettersi in moto, fuori da Ennis, da 3. Tyler Ennis non perdona. Dovremo essere bravi a non abbassare la nostra concentrazione, a continuare a fare la nostra difesa, le nostre cose. Di sicuro ci saranno momenti difficili dove Trieste cercherà di rientrare in partita, noi dovremo essere bravi a rimanere duri e compatti in quei momenti. Kabengele fino in fondo, cost to cost. Kabengele si lancia tutta velocità, virata, ne salta 2 fino al fondo. Fiondu Kabengele, schiacciata poderosa. Altra transizione guidata da Ennis, consegnato per il 33, non ci pensa un attimo, lascia partire la tripla, la sbaglia, ma arriva il tap-in su rimbalzo offensivo Jordan Parks. Brown prova ad attaccare dal palleggio fino in fondo, alza il pallone per Ale, trova 2 punti, trova il libero supplementare. Markel Brown fuori, Brown, serie di finte, step back vincente da parte di Markel Brown. Rozier prova ad accelerare e chiude la layup. Jace Johnson prende l'ascensore, si appende. McGruder ancora, palleggio, arresto, tiro, quasi buttandoci dentro a quel canestro per altri 3 punti per la Reyer. Avviciniamo alla seconda metà di questo quarto quarto, step back di McGruder, rimbalzo offensivo ancora per la Reyer, arriva Mir Sims. Qui riceve spalle a canestro Jace Johnson, lavora bene con il piede perno, poi per sua fortuna dopo l'errore arriva De Angelis. Prova a mettersi in proprio Widol, scarico dalle parti di Janelidze, anche lui a mettere la tripla dall'angolo. Trieste incassa una sonora sconfitta, ma può continuare a sognare visto quello fatto negli ultimi 2 mesi. Finisce 103-71 per l'Umana Reyer Venezia. The guys came in ready. We knew how important this game was, and at home,
On a Sunday, we wanted to show up for ourselves and our fans, improve from the last loss against Brescia. And today, I think we gained a lot of confidence.